Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia. È una vittoria inaspettata, un percorso molto lungo ma tanto bello. Miss Italia posso dire realmente che è una famiglia e lo auguro veramente ad ogni ragazza come percorso, al di là della vittoria. E soprattutto vorrei dire una cosa in particolare, dedico questa vittoria a mia madre, che mi ha sempre sostenuta tutta la vita. Zeudi, 20 anni di Napoli, modella con una grande passione per il calcio, studia sociologia all'università. Si è imposta su Gabriella Bagnasco della Basilicata e la conterranea Lorena Tonacci. La finale del concorso, rimandata a causa Covid, è stata trasmessa in live streaming da Cavendra Mincalergi, sede del Casinò. Venezia è il luogo della bellezza del mondo e quale miglior modo per lanciare delle bellezze italiane, le donne, che hanno dimostrato ancora una volta di essere veramente il futuro del mondo. È piena di sorprese, molto divertente, diversa ovviamente da tutte le altre, e questi anni sono stati molto duri col Covid. È una Miss Italia in ritardo, una Miss Italia sofferta ma bellissima. La nuova Miss Italia era giunta al concorso col titolo di Miss Napoli, sua città natale. Durante l'evento è stata protagonista involontaria di un errore grossolano. Il suo nome infatti era finito nella busta della prima eliminata dal terzetto finale. Poi è seguita la correzione con il nome giusto, quello della Tonacci, e l'incoronazione. Un'esperienza che porterà nel cuore, dice, così come il rapporto instaurato con le altre concorrenti. Alle ragazze dico che sono state fenomenali, dico che ho creato un'amicizia con loro incredibile e che continuerà. E ecco perché Miss Italia mi ha regalato tanto, mi ha regalato questo legame qui.